grazie per l'invito. Ringrazio il professore perché mi ha fatto un assist meraviglioso parlando di approccio integrato. Amo questa parola e credo che il titolo scelto sia qualcosa che ci interessa nell'ambito scolastico. Questa mattina vengo da un incontro in una scuola con 8 classi della seconda superiore di un CFP. Per essere qui ho rimandato il mio corso all'Università di Pedagogia della Realtà Virtuale. Gli alunni però non sono felici perché lo recupereremo e quindi la scuola è proprio l'ambito nel quale ho potuto spendere questa passione come psicologo e diciamo che su questo ho anche speso tutto il tempo perché ho fatto 2 lauree proprio in psicologia sui social network, l'aspetto di funzionamento e l'aspetto poi di patologia, e anche una laurea in scienze dell'educazione sempre sulla dimensione educativa. In questo momento, per il fatto che ritengo che su questo argomento noi non siamo mai andati abbastanza in profondità, sto terminando un master che vi consiglio al Minotauro di Milano, un master gemellaggio tra il Minotauro e il Gemelli, proprio non solo per psicologi, sulla psicologia delle nuove tecnologie, ma anche per educatori, assistenti sociali, veramente una dimensione molto ricca, e più andiamo dentro questa dimensione più troviamo da scavare. Io oggi ho pensato di proporvi qualcosa più a un livello, farò così anche, darò una panoramica di carattere psicologico, però più a livello comunicativo, un po' verso l'educativo, così è una scelta di campo, cioè proprio di restrizione di campo. Allora, esposizione dell'intimità in adolescenza tra vetrinizzazione sociale e dinamiche social, un tema, ecco l'approccio integrato, sul confine di comunicazione, psicologia ed educazione. Noi non vogliamo togliere niente a nessuna epistemologia, assolutamente niente, perché non è facendo un frullato o un fritto misto che siamo professionali, però è chiaro che la sfida dei social oggi, titolo di un libro di Dana Boyd, quella che si scrive tutto in minuscolo perché lei è una ricercatrice di Harvard University e ha deciso così, It's Complicated, sulla vita social degli adolescenti. It's complicated proprio è complesso, è denso, è complesso, ci sono molte vie di ingresso, ci sono molte vie di uscita, quindi è qualcosa di molto ampio che ci dà da pensare molto. Ho raccolto un po' qui insieme, adesso ve li mostro un po' più nella scansione, un po' i testi che ho preso come riferimento di questa mia, la chiamerei provocazione, perché su questo titolo forse si potrebbe costruire un corso. Allora, Giuseppe Riva, Psicologia dei nuovi media, un testo direi proprio definitivo rispetto a quello che può essere non l'approccio alle piattaforme particolari che continuano ad uscire. Parlavamo fino a qualche tempo fa di ask.fm, adesso i nostri ragazzi vivono su Discrash, o meglio, le ultime ore della mattina le passano su Fortnite. Io penso no, che se voi leggete qualcosa di loro, parlate con loro, sapete che cos'è Fortnite, sapete che è un fenomeno un po' maschile, ma ultimamente le ragazze lasciate un po' sole, hanno detto andiamo dentro anche noi, perché altrimenti qui cosa facciamo? A proposito di solitudine, a proposito di noia, direi che noi non ci conoscevamo, non abbiamo integrato i nostri interventi, ma molte delle cose che il professore ha detto echeggiavano dentro di me. Federico Tonioni, Psicopatologia web mediata, un testo, Tonioni è proprio un grosso esperto, lavora al Gemelli di Roma, ha scritto proprio questo libro Dalla pratica alla teoria, così do una scorsa bibliografica perché mi sembra importante parlare di qualcosa che sappiamo e non così di l'ultimo post che abbiamo trovato in internet. Antonio Piotti, molto importante questo da un punto di vista scolastico direi, diario di un adolescente in estrema reclusione, su quelli che in Giappone giustamente chiamano l'ikikomori e che noi iniziamo a chiamare con più precisione
ragazzi in ritiro sociale web mediato, anche se sociale è un termine problematico, dice Piotti, perché in realtà è social, quindi ecco. Dalla parte di là Gustavo Pietropoli Charmé, proprio l'ultimo libro uscito che completa e in qualche modo invera il libro Provocazione, Fragile Spavaldo, con lo sdoganamento del narcisismo rispetto alla dimensione social, e qui siamo proprio oltre la dinamica del narcisismo, l'insostenibile bisogno di ammirazione. E diciamo questo libro veramente è un'attenta considerazione dell'adolescente che fa festa sulle piattaforme social. Ho integrato 2 testi, mi perdonerete l'autocitazione, ma così uno ha fatto anche delle cose nella vita, piace che gli servano, insomma. Allora, Vannico De Lupi, La vetrinizzazione sociale, è un testo non recentissimo, poi lui ne ha scritti molti altri, però è fondamentale per conto mio oggi per mettere a fuoco quella che noi potremmo definire l'esposizione dell'intimità, o che con un termine più preciso potremmo definire sexting, dall'unione dei 2 termini sex e text, quindi contenuti a sfondo sessuale con gradazione varia, messi dentro messaggi text che passano attraverso WhatsApp, attraverso Instagram, oppure attraverso Musical.ly, Tumblr, nomino solo alcune cose. E io ho cercato, proprio anche per il corso che tengo all'Università allo IUSV di Mestre, di mettere insieme un po' queste provocazioni in un libro che cito soprattutto perché tengo molto al titolo: Educatore riflessivo tra online e on life. Cioè, io ritengo personalmente che non esista più per noi online, oppure per loro, non lo so, ecco, noi come ci posizioniamo, online e offline, ma che esista on life, e con tutte le conseguenze che sicuramente il fenomeno della vetrinizzazione sociale ci obbliga a tenere in considerazione. E ringrazio il professore proprio per il discorso dell'approccio integrato. Anche dal punto di vista della mia professionalità mi sono visto costretto a rifarmi a un pensiero convergente, ripeto, rispettoso delle epistemologie, però convergente, perché se tu devi fare psicologia su argomenti di comunicazione, o tu devi fare scienze dell'educazione su argomenti di comunicazione, se tu devi fare terapia su contenuti di realtà virtuale o attraverso la realtà virtuale, chiaramente nel preciso perimetro delle epistemologie, però deve esserci la possibilità, ed è questa anche la fatica, la ricerca, quella mia oggi è anche una provocazione proprio per avere un ritorno da voi, anche concreto, di come muoverci per integrare tutto questo. E sto mettendo insieme un progetto che chiamerei Web Life Well Life, proprio per questo fatto che psicologia, educazione e comunicazione si integrano per arrivare proprio a questo contenuto neanche tanto scontato del benessere, di un benessere sociale che per noi oggi è irrimediabilmente un benessere social. Allora andiamo a un video che tolgo dal sito di Pepita Onlus, che ha lavorato negli ultimi tempi per la prevenzione su cyberbullismo, l'esposizione dell'intimità. Lo faccio solo per te. Hashtag solo per te. Prima di entrare all'interno dei concetti di vetrinizzazione e di corpo packaging, ma vedremo, ho scritto anche la pronuncia perché è un termine un po' particolare, vorrei che almeno per qualche secondo
osservassimo, ascoltassimo questo. E contrariamente a quanto si possa pensare, non sono solo le ragazze a rimanere vittime di sexting o di cyberbullismo, spesso sono anche i ragazzi che con un pizzico di ingenuità postano le loro foto magari a torso nudo in posizione da macho e queste foto alla fine vengono prese di mira appunto dai cyberbulli, come è capitato ad un ragazzino di 15 anni che per gioco ha messo una sua foto a torso nudo sulla chat della classe e insomma tutti gli hanno dato addosso finché ha smesso di mangiare e di andare a scuola, sentite. Ciao, sono Davide, ho 15 anni e l'anno scorso sono finito in una chat che banalmente era il mio gruppo della classe. In questa chat c'erano ragazzi e ragazze in biancheria intima che posavano con pose sexy eccetera. Io per fare come i miei compagni ne ho postata una anch'io in cui era a petto nudo e mi è arrivato immediatamente il messaggio di una mia compagna che mi chiedeva di fidanzarmi con lei. Io Riflettevo su questo in mattinata con un gruppo di adolescenti perché io non ho il corpo scolpito di Cristiano Ronaldo. Io non ho il corpo decorato di Fedez. E queste sono dinamiche che ci interpellano sul livello proprio esistenziale, antropologico, psicologico, educativo e comunicativo. E penso che l'elemento della comunicazione con le sue dinamiche di esposizione, modeling, vada riguadagnato anche a livello di una comprensione più profonda nel colloquio psicologico, terapeutico. E mi accorgo proprio frequentando colleghi anche nell'ambito del master, quindi magari colleghi molto interessati rispetto a questi ambiti, quindi diremo con un termine così sul pezzo, anche dal punto di vista educativo, però che il pezzo che manca è dato dall'assenza di un interesse legato alle dinamiche comunicative. E questo, per dirla con Kenneth Pike, fa la differenza laddove noi vogliamo avere un approccio etico, la parola etica tradizionale non c'entra, ma è fonetico, che risuona da fuori, o un approccio emico, da fonemico, che vibra da dentro. Non lo so come possiamo riuscire a realizzare un'empatia, oppure potremmo magari vedere insieme come riuscire a realizzare l'empatia senza passare attraverso almeno la conoscenza e il sospetto di che cosa rappresenta da un punto di vista comunicativo la New Media Communication, vista proprio come una New Media Revolution. non ho accettato e lei per ripicca ha creato un gruppo da cui ero escluso che si chiamava Davide Gay, in cui giravano foto mie, pensavano che io fossi gay e scherzavano anche sui miei problemi di pelle. In questo momento ho la pitiriasi, sono delle macchie che mi vengono da stress, allergia, eccetera. Cioè mi dicevano guarda che foto da frocio, ha l'atteggiamento da ricchione e così. Io sono rimasto molto male perché non me lo sarei mai aspettato. Allora, con questo io ritengo di non aver detto niente di nuovo, ma di aver così fatto nascere dentro di voi qualche ricordo. Io credo che ognuno di noi potrebbe raccontare storie simili, purtroppo. E così, purtroppo anche non si vede tantissimo, ma sempre Pepita Onlus, mi sono fermato lì perché ho detto andiamo a prendere qualcuno che in questo momento sta lavorando, uno dei tanti, un gruppo dei tanti. Allora il 25% dei ragazzi in Italia ha fatto sexting almeno una volta, 25%. Me la cavo velocemente con queste statistiche che possono essere negate tra 2 mesi, 6 mesi, 10 mesi. Poi il 33% ragazzi che hanno pensato almeno una volta di inviare un messaggio o condividere una foto sexy. Ma io mi chiederei, poi non lo so, da clinico, a che bisogno risponde questo pensiero?
ma anche da educatore. A che bisogno risponde? Cioè, perché il 33% di questi ragazzi ha pensato così? Il 35% dei ragazzi hanno anche inviato un messaggio o hanno condiviso una foto sexy. E il 50% dei ragazzi ha ricevuto messaggi o foto sexy di altri coetanei. Allora, un passaggio veloce perché ci vuole, ma vorrei andare proprio ai due concetti con i quali vi volevo provocare oggi pomeriggio, che sono quello della vetrinizzazione e quello del corpo packaging. Allora, la mentalizzazione del corpo prendo come modello di riferimento una ricerca che è stata realizzata al Minotauro, ma poche righe, che però ci danno la misura di che cosa significhi tutto questo in adolescenza. L'adolescente deve collaudare le nuove competenze. A che bisogno risponde? Debuttare in attività ad alta complessità, dove questa complessità, nella complessità e nel flusso, sentiremo poi parlare del corpo flusso. Dopo la nascita della società in rete, Manuel Castells, questa complessità è forte, it's complicated. Acquisire abilità, effettuare confronti, pensare il corpo e costruire nella mente una sua rappresentazione, ma oggi noi dobbiamo tenere presente che grazie ai social network questo è un co-pensiero, è una co-costruzione, like e dislike. Metto la mia soggettività in vetrina, mi arriva un feedback. Questo feedback porta il mio pensiero a modificarsi nella prospettiva, a non sentirsi mai adeguato. Passa attraverso Adobe Photoshop e 1000 filtri. Questo lavoro di costruzione di identità, identity work, passa attraverso questa complessità. Una sua rappresentazione con la quale intrattenere, se possibile, buoni rapporti che gli consentano di integrare la nuova corporeità nell'immagine di sé e utilizzarla per fare un decisivo scatto in avanti nel processo di soggettivizzazione. Corpo, packaging e vetrinizzazione sociale. Allora, il corpo diventa un oggetto di confezione. Confezioni il corpo, questo è il packaging, cioè confezionato, decorato, modificato, presentato. Fai di te stesso un brand, brandizzato. Riassumo un po' da Vanni Codeluppi, perché lui ha proprio molto interessante questa provocazione sulla vetrinizzazione sociale. A partire dal XVII secolo il processo di spettacolarizzazione, poi vedremo alcuni esempi contemporanei, un po' italiani, ho fatto questa scelta, non è, voi sapete che gli adolescenti, i preadolescenti si dividono in generi che possiamo chiamare subculture, generi musicali, trend, ho fatto una scelta parziale, ma lo vedremo poi, quello che qui leggiamo lo vedremo. L'icona di Fedez, Chiara Ferragni rappresentano esattamente questo processo di vetrinizzazione. La vita in vetrina, l'Expo. I nostri adolescenti passano le ore ad amare e odiare tutto questo. E noi dobbiamo, approccio emico, fonemico, passare attraverso questo per entrare in comunicazione con loro. La vetrinizzazione sociale è l'amplificazione esagerata della funzione esercitata inizialmente dalle vetrine dei negozi verso le merci esposte e che si proietta ora dall'altra parte del vetro sull'individuo stesso, che diventa oggetto della messa in scena. Perfetto. Oggetto della messa in scena quotidiana, soprattutto attraverso l'uso dei media e dei new media. E poi lascerò tutti i contenuti chiaramente
forse le immagini rendono più delle parole. La vetrina. La polemica di questi giorni a livello social che molti hanno come dire, messo qualche punto di domanda rispetto al fatto di esporre questo bambino in una forma devastante, e loro si sono divisi, si sono difesi a loro modo, chiaramente purtroppo non posso tanto entrare nel merito, ma vorrei entrare nel merito di questo post di Chiara Ferragni per tutte le persone che non capiscono, cioè il processo di vetrinizzazione ha già compiuto quello che deve compiere, e per tutte le persone che non capiscono il mio modo di comunicare, raccontare la mia vita e la nascita di Leo, guardatevi tutta la polemica che ha innescato Fedez, e dalla parte di là mi sembrava giusto mettere 12,5 milioni di follower. Ok? Vetrinizzazione sociale, fai di te stesso un brand. E affronto in un libro che ho scritto per la facoltà di psicologia questo processo come 3 finestre su cyberspazio che vanno proprio a individuare il meccanismo psicologico che porta l'adolescente, ma sono 3 finestre, 3. Probabilmente ce ne sono altre 13, 300. Queste 3 mi sembravano notevoli. Il social, la dimensione social come autopresentazione, dal feedback nasce la trasformazione, tutto in un ambito di relazione, perché vedremo tra un attimo la molla e la differenza della dimensione social rispetto a questa co-costruzione del corpo è proprio la condivisione. È proprio la condivisione. Quindi a relazione potremmo mettere anche un bellissimo punto di domanda. Mi sembrava giusto darvi un'informazione tecnica, così magari andiamo anche a casa con qualcosa che ci stuzzica la curiosità, sul passaggio da blog a vlog. Se avete qualche figlio adolescente a casa, no? Stasera avete modo magari di chiedere delle informazioni, non lo so, negli intervalli. Perché non parlare con i nostri studenti di questo? Lì verranno fuori pozzi di conoscenza infinita, anche se poi non sono neanche capaci di fare un PDF. Sì, ma perché dal punto di vista informatico i tecnici informatici mi dicono che sono dei perfetti ignoranti, ma tutto ciò che riguarda la spettacolarizzazione, la vetrinizzazione, quella, certo, Charmet in Fragile Spavaldo parlava del cucciolo d'oro, del passaggio da Edipo a Narciso, e Narciso ha trovato sui social il luogo del suo carnevale sempre aperto, del suo Luna Park sempre acceso, di un centro commerciale che non chiude mai. Quindi anche tutto il problema dello spazio, dell'attesa. Vi segnalo per questo Netflix, no, che è ciò che permette ai nostri studenti dell'università di arrivare in tempi di esami all'ultimo minuto, perché quando torni la sera poi vai su Netflix e finisci 4 stagioni. No, perché ci neghiamo lo spazio dell'attesa, la negazione dello spazio dell'attesa. Capite che purtroppo in mezz'ora non si possono comprimere 6 corsi che tengo all'università in mezz'ora. Sto buttando là un po' dei flash, però se voi parlate con gli adolescenti, con i preadolescenti, chiaramente tutto ciò che loro stanno diventando è fortemente influenzato da tutto questo. Allora, che cos'è il vlog? Allora, è un blog che diventa video. Quindi basta scrivere cose statiche. Un videoblog o videolog, adesso ve ne mostro uno, così ci togliamo anche la voglia di capire che cos'è. Solitamente abbreviato in vlog, è una forma di blog in cui il mezzo è il video. A livello di comunicazione, Marco Montemagno, che non sarà il più scientifico, però magari il più twittato e ritwittato, dice che il futuro della comunicazione è video. Vero, falso? Di sicuro noi avremo a che fare con questo. È una forma di web TV.
I vlog spesso combinano video con testi di supporto, immagini e altri metadati. Le voci possono essere registrate in una sola operazione o tagliate. Quello che vi mostro è un taglio che completa la gallery che abbiamo visto prima di Fedez, Chiara Ferragni più Leone. Insomma, oggi è andata così, poi alla fine non ne parlerete più per tutta la vita. Oggi è andata così ci portiamo a casa il pacchetto completo, packaging, perfetto. Bene, allora la categoria vlog è popolare nella piattaforma di condivisione video di YouTube. Tutti vogliono essere degli youtuber, no? Degli influencer. Bisogna entrare lì dentro, anche per far ragionare loro, che dal momento che presto tutti saranno molto esperti di questo, dovrai studiare molto per essere meglio degli altri e quindi non abbiamo risparmiato niente. Allora, volevo mostrarvi questo esempio di vlog che diventa anche una canzone, che fa da cerniera, e poi vado a concludere con l'idea del corpo packaging. Questo lo guardiamo tutto. Stiamo atterrando per ora a Los Angeles, mancano 33 minuti. Stiamo atterrando. Guardate che è venuto a prendermi in aeroporto. Pezzi tagliati, no? Vedete? Allora, qui sono le 7 di mattina. Io mi sono chiuso in una stanza qui in camera di Chiara. Ho chittato Esposizione uno dell'intimità, no, corpo, interni di casa, una piccola parte di testo. trasformazione delle parole. Ho chittato, ci ha fatto un kit, ha chittato. Auguri non solo per gli insegnanti di matematica, ma per quelli di italiano, sempre di più, anche noi con le tesi abbiamo Siamo i nostri arrivati all'Arena problemi. di Verona, tra un po' andiamo a provare il pezzo. Ok, questo è l'anello. Cioè, vedete, la società della trasparenza. Figli di Fedez, quando guarderete questo video ricordatevi che papà era un bravo ragazzo, Il cioè marketing faceva i video del per la marketing. mamma con le canzoni e il concerto a Verona. Lo show, la spettacolarizzazione. Pensate poi noi che arriviamo col foglio, con la carta, col PDF. Cioè, dobbiamo tenere ferma questa cosa, perché... Prendo quello che prendi te, 4 bicchieri di Chardonnay, pieni di me, pieni di sé, ci si rivede fra un po'. Vieni da me a terra alle 3, non ho A ancora visto la proposito tua delle effetti, emozioni di blocco cui ma sentivamo pensa, ci parlare facciamo prima, sciarti con. guardate quante emozioni Sembravano le sciolte. mecie, eccoci qua. Tu la mia calamita o la tua calamita. Una dose di certezza per le mie velleità. Per sempre sarà. Non servono anelli che ci tengono assieme, perché di anelli son fatte le catene. Seppur così presto non ne faccio altrimenti. Cuore nel Il resto, bambino, favorisco i il sentimenti. cane, Nel l'arena, pomeriggio tutto lasciamo la nel frullato. stanza. Io che non Up, dormo down, sui voli down, Lufthansa. up, Tu stai nord, ancora un sud, po', ovest, est, tutto che gira. ancora un po'. Non ho mai fatto il nodo alla cravatta fino ad ora. La vita mi ha insegnato a farmi il nodo alla gola. Mi spiace ti Tutti sei presa un sorridono, paranoico tutti in d'adozione. clima Per questo è un perfetta. problema, per ogni soluzione. Non ci pensi, no. Faccio un salto nel vuoto dei nostri silenzi. E ti han detto se mi tocchi stai attenta che ti sporchi. A casa ho un cuscino con vista sui tuoi occhi. Sembravano le mecie, eccoci qua. Tu la mia calamita o la tua calamita. Una dose di certezza per le mie velleità. Per sempre sarà. Non servono anelli che ci tengono assieme, perché di anelli son fatte le catene. Seppur così presto non ne faccio altrimenti. Cuore in arresto, favorisco i sentimenti. Nel pomeriggio lasciamo la stanza. Io che non dormo sui voli Lufthansa. Tu stai ancora un po', ancora un po'. Allora, io
io direi che dopo questo e dopo Maria De Filippi siamo bravi noi ad andare ancora a scuola. Allora mi interessava perché l'ultima scena tagliata e aggiunta del vlog rappresenta il massimo dell'esposizione o il minimo della protezione, direi, la capacità di autoproteggersi o di proteggere l'altro. E il problema è che un adolescente, loro hanno operatori di marketing e avvocati. Un preadolescente, un adolescente chi ha? Ok, quindi qual è il problema di vedere il leone insieme al cane quando noi ormai, tipo Truman Show, sappiamo di lui ogni cosa dalla sua preistoria? Questa è la vetrinizzazione sociale. Farei la seconda incursione sul corpo packaging e poi appena un accenno al ritiro sociale web immediato, altrimenti il pacchetto non è completo. Allora, nel linguaggio del marketing, questo termine, sempre Vanni Codeluppi che ne parla, indica la confezione di un prodotto. Capite cosa vuol dire? Che ognuno sta confezionando se stesso come un prodotto. Lo rende più invitante, i filtri. Per fare un boomerang, non so se sapete cos'è un boomerang, 40-50 minuti, perché tu devi confezionare un prodotto che va in mondovisione. Ne facilita il trasporto, ne favorisce l'utilizzo. Tendenza ad adottare per il corpo la stessa legge della variabilità che da tempo guida il funzionamento della moda e del consumo. Il corpo umano viene sempre più liberamente manipolato da parte degli individui. Pensate anche a tutti i confini della differenza di genere. Perché è il corpo flusso. E ho messo un po' nei guai una mia studentessa quest'anno proprio a una tesi su questo, a partire dal corpo flusso, dal cyber. Che cosa ritorna sulla vita? Al di là di tutte le problematiche fondamentali, antropologiche, legate alla differenza di genere, psicopatologiche. C'è proprio l'aspetto comunicativo in quanto tale, cioè l'idea di questo corpo flusso, un corpo modificabile. Vediamo se è un po' lento, se non vuol partire. Questo è Adobe Photoshop, corpo packaging. Oggi ero a Verona, venendo in qui per girare a prendere l'autostrada, cercavo di andare giusto perché volevo arrivare una mezz'oretta prima, ma non mi sono dispensato dall'osservare un poster sul prossimo concerto di Gianni Morandi, corpo packaging sicuramente, perché quel Gianni Morandi lì ha subito questo trattamento, magari qualcuno nel suo cuore può pensare lo voglio anch'io, benissimo, quindi non so, facciamoci vedere da uno bravo un bel po'. Bene, allora la prassi di ricorrere, sto finendo, la prassi di ricorrere ad artifici per migliorare il proprio aspetto fisico non è recente, non è recente. Ciò che è cambiato è il livello di condiffusione e diffusione, cioè la molla social è la molla di condivisione a 360 gradi, in un processo che è bidirezionale, no, multidirezionale, anzi immersivo. Ma non apriamo questa porta. E dunque di accettazione da parte della società. Il fenomeno di elite sta diventando un vero e proprio fenomeno di massa. Processo di crescente smaterializzazione del corpo.
che viene determinato oggi da una vita social condotta sempre più all'interno delle reti telematiche comunicative, dalla stagione dei luoghi alla stagione dei flussi, dice Manuel Castells in quel libro paradigmatico, La nascita della società in rete, processo che sviluppa per reazione il bisogno di fisicità, il bisogno cioè di sentire il proprio corpo e di esibirlo. Chiaro che qui si scatenano tutte quelle dinamiche dentro le quali noi possiamo entrare come psicologi, come educatori, come insegnanti. L'ampia circolazione di un modello basato sulla manipolazione del corpo consente una crescente accettazione sociale di uno stato di variazione permanente del corpo stesso. Lo stato del corpo flusso, corpo che non ha confini né identità fisse. Si confonde sempre di più con l'esterno, instaura con esso una continua attività di scambio di messaggi. Questo lo lascio andare perché voglio mostrarvi una cosa che lo spiega proprio perfettamente ed è una pubblicità. È un digital storytelling, cioè un modo di raccontare in maniera digitale. Nella mia vita mi hanno sempre detto come dovevo essere, che dovevo avere il naso più sottile, le labbra più carnose, il seno più grande. Me lo sono sentita dire dalle mie amiche, da mia sorella, dai miei colleghi e dal mio fidanzato. E per questo spesso me lo sono detta anche da sola. Attenti all'interazione. C'è proprio l'interazione, passa attraverso la tecnologia, il corpo packaging, cioè modificabile, il corpo flusso, il corpo vetrinizzato. Cambierei qualcosa in lei. Mamma mia. Per me ha le gambe troppo grasse, i fianchi troppo larghi. Bisogna farla dimagrire un po'. Non è proprio il mio tipo. Da questo momento modificate la donna davanti a voi per renderla perfetta. Ciao. Bocca. Le guance. Così. Rendiamole un po' più toniche. Fino a mostrare le rotule. Come piace a me. Ogni parola ha un peso, Io li allargherei un pochino. Stringerei un pochino. Ancora un pochino. Come deve essere una donna. Mi piace. Adesso comincia a essere un po'. Vediamo. Più grande. Mica male. Veramente una Vedete, va bene. Per me così è perfetta. La co-costruzione del corpo è solo una pubblicità. Digital storytelling racconta un brand applicando tutte le regole del viaggio dell'eroe. Bene, allora questo a modo proprio di citazione di passaggio, c'è un'intervista bellissima, se volete guardarvela su YouTube, di Mazzucchelli Mazzucchelli è un po' uno psicologo sportivo, non so come dire. Ecco, allora lui sta lavorando molto sulla comunicazione in questo periodo, dirige psicologia contemporanea, possiamo trovare tanti difetti, l'approccio diverso dal nostro, e a me interessa che ultimamente ha fatto un'intervista interessantissima a Piotti, io l'ho sentito sabato scorso al Master, e diceva queste cose. La parola è nata in Giappone, lo sappiamo. Allora, a me interessa questo passaggio e chiudo. Il ritiro sociale è una sindrome nuova. Attenti che senso è nuova. Noi l'abbiamo scoperta, lui dice il gruppo di lavoro del Minotauro, una decina di anni fa, e rappresenta un comportamento adolescenziale nuovo. Charmé diceva 2 sabati fa al Master, dice, io ho studiato una psicologia per capire l'adolescente e ho dovuto costruirne un'altra per capirlo veramente. E diceva a noi che eravamo lì, fate qualcosa velocemente.
Facciamo qualcosa velocemente per entrare dentro, per esempio le aperture che sono state date prima sul discorso della fisicità. Dobbiamo ritornare a questa dimensione della fisicità anche senza nominare internet. C'è un lavoro di prevenzione e di benessere a priori, a monte, che mette a posto un sacco di cose dal punto di vista interno della persona. Una decina di anni fa e rappresenta un comportamento adolescenziale nuovo, uno stile nuovo che consiste proprio nel sottrarre, ecco il discorso del corpo, nel sottrarre il corpo alle relazioni, cioè io mando fuori il corpo, il feedback è il corpo non piace, io ritorno dentro perché voglio ritrovare il mio corpo dorato, quello che era un tutt'uno con la madre, lo sottraggo alle relazioni. E cosa faccio? In pratica questi ragazzi non vanno più a scuola, non frequentano amici, non incontrano persone, sempre più si rinchiudono nella loro stanza, rifiutando i contatti con la madre, con il padre, in famiglia, invertono il ritmo circadiano. Attenti, che arriviamo. Il termine ritiro sociale andrebbe un po' rivisto, perché in realtà si tratta di una forma di socializzazione virtuale in cui viene inibita totalmente la relazione attraverso il corpo, smaterializzato, e viene invece sviluppata una relazione immaginaria quando è diventato troppo grande l'immaginario e ha occluso l'inconscio virtuale che sostituisce quella concreta. Il passaggio da una società edipica basata sulla colpa, sul superio, sull'idea della punizione e anche però sull'idea dell'identità e dei ruoli ben definiti, ad una società di tipo narcisistico basata non più sul superio, ma sull'ideale dell'io, basata non più sulla colpa, ma sulla vergogna. Una società nella quale l'esposizione del corpo, e così chiudiamo il cerchio, non è più repressa, ma è anzi favorita. E il tempo non lo permette, c'è un video su YouTube preso dai Talent nel quale c'è la giornata di Mirko, guardatevelo, la giornata di Mirko, dovete guardarlo. E che cosa significa oggi questo dire mostra quello che sei? Avere un corpo adeguato a questa esposizione oppure deve aver fatto i conti con il fatto di non avercelo, e questo in adolescenza è particolarmente complesso in questo contesto sociale che fa dell'esposizione del corpo la cosa fondamentale e normale, che ci siano degli adolescenti che stanno in questa impasse e che quindi non esibiscano il loro corpo anche se continuano a viverlo nella dimensione virtuale. Tutte le ricerche che abbiamo fatto in Italia, in Francia e in Giappone, soprattutto dove questo fenomeno è nato 25 anni fa, mostrano che la rete non è, qui volevo arrivare, anche un po' per provocare e mi spengo, che la rete non è la causa del ritiro, è la conseguenza. Anzi, Tonioni al Gemelli parla di dispositivo dissociativo, cioè la rete diventa un dispositivo che tiene insieme i pezzi dell'io scisso. Toglilo, vanno in frantumo i pezzi. Anche in Giappone molti ragazzi si ritirano senza accedere alla rete e da prima della diffusione di internet. La rete diventa più come difesa, come fuga, come qualcosa di sostitutivo, come sintomo sostitutivo.